Buonasera e ben ritrovati. La città che vorrei prosegue il suo viaggio in vista dell'appuntamento elettorale dell'8 e 9 giugno, quando anche noi vittoriesi saremo chiamati alle urne ad eleggere il nuovo sindaco della città. Dopo aver dato spazio ai 4 candidati sindaco, ora prosegue il nostro viaggio facendovi conoscere le liste che sostengono i vari candidati sindaco. E come avevo anticipato in chiusura della precedente puntata, in ottica di par condicio abbiamo deciso di assegnare a ciascuna coalizione 2 ore di tempo per presentare le proprie liste, 120 minuti che saranno suddivise in base al numero delle liste di ciascun candidato. E come per le puntate dedicate ai candidati sindaco, diamo anche modo in queste puntate di presentazione delle liste di intervenire da casa con un SMS o un WhatsApp al numero che come sempre vedete in sovraimpressione, che è il 348 2111 373. Iniziamo stasera con la lista civica Mirella Bagliana Sindaco, che è una delle 5 liste che sostengono Mirella Bagliana. Quindi vi presento subito gli ospiti di questa sera. Buonasera a Laura Ceccarini. Buonasera a tutti. E ad Enrico Padoan. Buonasera a tutti, grazie. Abbiamo a disposizione 24 minuti per parlare con i rappresentanti della lista civica Mirella Bagliana Sindaco, quindi iniziamo subito. Laura, chiedo a lei, perché avete deciso come lista di sostenere Mirella Bagliana? Allora, va precisato che questa lista civica è una lista scelta da Mirella, quindi lei personalmente ha contattato ognuno di noi. Perché ci conosce personalmente e perché questa lista vuole rappresentare in qualche modo Mirella, i suoi valori, i suoi ideali, il suo modo di operare, il suo modo di essere. Quindi se andiamo a guardare le varie persone che la compongono possiamo scoprire tanti piccoli pezzetti di Mirella e quindi di scoprire un po' anche com'è fatta lei. Quindi nel mio specifico conosco Mirella per l'associazionismo legato al mondo dello sport, del basket, ma poi ci siamo trovate in tantissime manifestazioni e riunioni, assemblee, insomma, che trattano di temi soprattutto sociali. E perché ho deciso di dire di sì a Mirella? Perché è una persona onesta, corretta e credo che Vittorio Veneto in mano sua possa davvero fare delle cose giuste e grandi. E, ognuno di noi ha risposto pienamente cosciente della responsabilità di questo ruolo, della gravità anche insomma di questo impegno. Però in maniera ponderata abbiamo detto di sì e poi c'è stato l'entusiasmo perché il gruppo è veramente molto forte, ben amalgamato e facciamo parte di una coalizione che sta lavorando molto molto bene insieme e questo ci fa avere voglia, insomma ci fa credere veramente in questo progetto. Enrico, lei è il capolista della civica Mirella Bagliana Sindaco. Abbiamo sentito adesso da Laura vari pezzettini che la compongono e tutti uniti da una conoscenza con la candidata sindaco. Ci può dire un po' chi compone, quindi entriamo nel merito, chi sono questi 16 candidati? Allora, buonasera intanto. Sì, come diceva Laura, la lista è frutto di una sorta di selezione che Mirella ha fatto appunto sulla base dei suoi 30 anni di associazionismo sociale, di attivismo politico nelle istituzioni locali. Però al tempo stesso molti di noi già si conoscevano in precedenza perché comunque condividevamo in generale le sensibilità comuni, i valori, ma anche gli spazi di associazionismo. E la lista è una lista molto bella, mi riservo di utilizzare questo aggettivo perché si tratta innanzitutto di una lista composta da persone, diciamo così, di categorie eterogenee, nel senso che abbiamo rappresentate tutte le età, abbiamo persone dai 70 anni in su, ma abbiamo anche il candidato più giovane della coalizione, Enrico Borin, abbiamo diversi giovani attivi già in attivismo sociale,
volontari di organizzazioni di soccorso oppure di solidarietà. Io personalmente faccio parte delle associazioni per la memoria, abbiamo persone attive nelle parrocchie, abbiamo l'associazionismo sportivo, insomma, che anche questo ovviamente contraddistingue molto anche biograficamente Mirella, e abbiamo quindi, diciamo così, persone che poi un terzo circa ha meno di 35 anni, e alcuni anche, ad esempio come Paolo Bassetto, già con esperienze in consiglio comunale, e Marta Denardi molto giovane, già attiva l'anno scorso nei consigli di quartiere. Quindi uno spaccato della società Uno spaccato civile della società, ma al tempo stesso vittoriese. abbiamo diciamo così, delle competenze in termini di relazioni con le persone e di conoscenza dei problemi della città in generale e dell'associazionismo in particolare, ma al tempo stesso abbiamo anche sviluppato competenze dal punto di vista istituzionale. Ripeto, nel caso di Paolo, io ho accompagnato Mirella molto da vicino in questi anni da consigliera, per cui crediamo insomma di avere qualcosa da dire e qualcosa da offrire soprattutto, sempre comunque sulla base poi di un mutuo coinvolgimento principale da parte del cittadino, che per noi è insomma il motore, ecco, della nostra visione politica, del nostro modo di fare politica. Abbiamo detto che la vostra è una delle 5 liste che sostengono Mirella Bagliana alla candidatura di sindaco, e come tutte le liste avete anche voi contribuito a quello che è il programma elettorale. Vi chiedo quindi se ci anticipate alcune delle priorità, dei temi a voi cari come lista civica Mirella Bagliana sindaco. Partiamo da Laura. Ci tengo a precisare che il programma è veramente frutto di ascolto delle varie liste civiche, ma anche degli incontri che si sono già tenuti. È un programma in divenire, un programma veramente basato su una politica partecipativa che è alla base dell'idea di questa coalizione e di Mirella soprattutto. Quindi ecco, una delle priorità, proprio per citarne una perché ce ne sono moltissime, è quella di rendere di nuovo Vittoria una città attrattiva. Sappiamo tutti che insomma è in calo il numero degli abitanti e che viene lamentato da parte delle famiglie giovani, insomma, o dei giovani in generale, mancanza di una qualità di vita che sia attraente per appunto questi giovani. Noi invece siamo convinti che le risorse ci siano, si tratta solo di farle tornare fuori, aver coraggio, credere in questa città. Per esempio, un esempio concreto potrebbe essere quello di portare anche nella nostra città gli ITS, che sono i centri di formazione post diploma, insomma, che potrebbero veramente creare un bel giro di giovani e movimenti insieme alle industrie del territorio, insomma, gli asili nido, ce n'è uno in zona industriale, ma non sono sufficienti. Per quanto le nascite calano, in realtà mancano i posti negli asili nido. Per esempio, uno dei prossimi incontri che stiamo organizzando come lista è proprio sul tema delle donne, delle famiglie giovani, delle prospettive di lavoro e di vita, insomma, così. Bene, altri temi a voi cari? Ma ovviamente noi ci contraddistinguiamo per il tema della partecipazione, e la partecipazione può essere facilmente declinata anche in maniera molto concreta, perché uno sente partecipazione che vuol dire, però partecipare vuol dire ad esempio riportare il Consiglio Comunale come istituzione, come luogo preposto per discutere dei problemi della sanità, che è un qualcosa che è stato fatto molto poco. Però noi abbiamo un ospedale in sofferenza e questo credo che non sia nemmeno necessario illustrarlo troppo, perché le condizioni sono in termini di declino del servizio, di mancanza di lavoratori e di lavoratrici sotto gli occhi di tutti, e quindi voglio dire, riportare il ruolo della politica locale come mezzo di pressione nei confronti delle istituzioni preposte alle decisioni è fondamentale. Si genera così il consenso necessario poi per cambiare le cose. Partecipazione è anche rivivere le piazze. E una città sicura è una città vissuta, è una città che non ha spazi grigi, che non ha zone nere, che non ha zone escluse e quindi
dove si possono creare situazioni di disagio e quindi partecipare, ricreare la centralità anche attraverso iniziative mirate. Penso alla creazione di festival, ad esempio, di feste, di iniziative culturali che includano anche i borghi cosiddetti periferici, per rivalorizzare questi borghi che sono caratteristica di Vittorio Veneto. E poi appunto un po' ritornando in parte anche sul tema dell'attrattività, come già discuteva Laura, sicuramente è fondamentale da parte un po' di tutti ricostruire una città in sinergia con gli uffici pubblici per mantenerne il decoro, perché i manti stradali, insomma, abbiamo visto che è un problema piuttosto sentito. Ovviamente è un biglietto da visita, ma più che un biglietto da visita è il modo in cui noi ci muoviamo all'interno della città. C'è il tema delle piste ciclabili, ci sono il tema dei parchi urbani, del verde pubblico da pianificare attraverso i piani verdi. Ci sono molte in realtà priorità, come potrete avere un po' avuto qualche idea, e noi crediamo di avere un programma, diciamo così, completo, costruito in maniera partecipata, ma anche attraverso, insomma, sia l'ascolto dei cittadini, sia attraverso le competenze che abbiamo sviluppato, e crediamo che sia un programma che si occuperà a 360 gradi della città. Chiudo con il tema dello sport, che è caratteristico anche questo della biografia di Mirella, ma in generale è un mezzo di inclusione fondamentale. Abbiamo delle infrastrutture purtroppo obsolescenti, per cui abbiamo necessità di investire su queste strutture, così come ovviamente la piscina, ad esempio, che avevamo trattato con la ci sarà un candidata. incontro venerdì fra i candidati sindaco, insomma, a proposito del tema della piscina. Penso poi anche ovviamente a Villa Papadopoli, e a proposito di rivalorizzazione di quello che evidentemente non è un borgo ma è una città, voglio dire, nella città, e anche qui c'è da diciamo così, recuperare sulle occasioni che abbiamo perso negli ultimi anni per rivalorizzare e per recuperare di fatto un'area meravigliosa, anche attraverso proposte concrete, creazione di sale convegno, una biblioteca che sia accessibile ai disabili, cosa alle persone con disabilità, che è, voglio dire, una biblioteca cittadina che non offre questo spazio o questa possibilità di accesso è un po' una ferita anche nei confronti del nostro grado di civiltà, se vogliamo. Per cui le priorità sono tante, gli interventi sono tanti, abbiamo cercato di pensare un po' a tutto, insomma. Sì. So che come lista voi siete state tra le prime a mobilitarvi anche con degli incontri pubblici sul territorio, avete fatto degli incontri nei vari quartieri, se non sbaglio partendo da San Giacomo di Veglia, il quartiere più a sud. Posso chiedervi un po' che cosa è emerso da questi incontri, degli input che vi sono arrivati dai cittadini, partendo ad esempio da San Giacomo di Veglia? Dove si è posta l'attenzione in quell'incontro pubblico? Allora, innanzitutto da tutti gli incontri cittadini io credo che quello che si sia palesato in maniera più clamorosa è la volontà e la voglia dei cittadini di parlare e di esprimere le proprie idee, cioè di avere delle tribune che offrano loro le possibilità di lamentarsi in maniera ovviamente corretta e di far valere le proprie esigenze e anche di portare avanti delle proposte. La gente ha voglia i cittadini e le cittadine hanno voglia di intervenire attivamente, tornando al tema della partecipazione. Su San Giacomo evidentemente si è posto il problema annoso del congestionamento delle auto nel centro di San Giacomo di Veglia. C'è stato recentemente un intervento da parte della giunta comunale che ha lasciato parecchi, diciamo così, parecchio malessere all'interno della comunità. Parliamo di Piazza Fiume, con intervento davanti alla canonica, giusto? Esatto, peraltro insomma anche eseguito in maniera errata, ma non voglio ora entrare nello specifico, però il problema esiste e ci sono ovviamente delle migliorie da fare, e in tal senso vi sono le possibilità anche utilizzando la leva del divieto a determinati mezzi, o comunque in generale di gestione del traffico, sì, che è una leva che il Comune ha a disposizione. Poi c'è la questione del Parco Dan, evidentemente sappiamo che il progetto nell'Aviocampo è un progetto faraonico e costoso e che priverebbe la zona industriale di un polmone verde che invece andrebbe rilanciato, rivalorizzato, ad uso anche di lavoratori e delle lavoratrici della zona industriale, ma di tutta la cittadinanza, uno spazio per organizzare
eventi molto belli, molto importanti, ovviamente lavorando in sinergia con le associazioni del territorio, sempre insomma stella polare Sì. del nostro gruppo, della nostra lista civica, e questo insomma è emerso Sì. fondamentalmente a San Giacomo di Veglia. Prima di proseguire con gli altri quartieri ci è arrivato un messaggio da casa, da Claudio, dice: parlate tutti delle stesse cose, perché non promettete qualcosa di vero in 100 giorni? Non so chi dei due vuole rispondere. Allora, questa dei 100 giorni, secondo me è un modo di dire. Chi fa politica, chi si rende conto della serietà dei problemi, non può pensare che in 100 giorni si risolvano le cose. Anzi, la serietà di Mirella, che lei dice pubblicamente negli incontri appunto che facciamo, è che non si possono fare promesse che in 5 anni rifaremo completamente nuova la città, risolveremo tutti i problemi, perché si sa che non è possibile. Ci saranno delle priorità, si prenderà seriamente per mano delle piccole cose che si possono fare veramente in tempi brevi e dei grandi progetti che non si concluderanno neanche in 5 anni, che quindi saranno lasciati in mano alle amministrazioni future. Quindi bisogna rendersi conto che è inutile fare proclami, bisogna essere molto concreti e anche molto onesti. E da questo punto di vista io credo che Mirella in ogni incontro non si sia mai spesa con promesse che poi nessuno possa essere in grado di mantenere. Sì. Ecco, e proseguendo questo viaggio nei quartieri, spostandoci a Ceneda, Sì. c'è qualche input che vi è arrivato da questo incontro e sul quale in caso di vittoria si potrà agire anche con concretezza a stretto giro? Sì, allora Ceneda, io sono di Ceneda, è sicuramente un quartiere molto bello, soffre di un isolamento, vuoi per problemi di traffico, sì, di viabilità, vuoi perché la piazza, così come è strutturata, non si presta a diventare un polo attrattivo, insomma, culturale, anche se è il polo culturale Ceneda, perché se noi pensiamo a cosa si sviluppa solamente intorno alla piazza, abbiamo musei, abbiamo sedi della biblioteca, abbiamo anche la sede dell'Università degli Adulti, che è molto attiva, molto vivace e che è veramente un vanto per la nostra città, delle persone validissime e dei docenti che si prestano a fare. Abbiamo musei comunali, abbiamo musei privati come quelli della diocesi, che forse pochi sanno, ma nel nostro seminario ci sono dei musei di una valenza artistica o scientifica veramente notevole. E quindi cosa ci hanno chiesto i cittadini di Ceneda? Semplicemente di poter vivere loro meglio il quartiere, ma anche di renderlo accessibile, vitale, di riportare quindi Ceneda al centro di Vittorio Veneto, insomma. E poi so che siete stati anche a Costa Meschio, giusto Enrico? E poi a Serravalle e nel quartiere della Valla Pisina, a Forcal. Esatto. Lì cosa è emerso? Diciamo che poi abbiamo fatto anche una bellissima iniziativa sul lago Sì. Morto, molto partecipata, e in generale quello che emerge da questi incontri, ripeto, è in parte, valga la ripetizione, la necessità di come dire, ricevere ascolto da parte delle istituzioni e ricreare un rapporto, perché quartieri come la Valla Pisina sono evidentemente hanno delle condizioni strutturali difficili e quindi devono assolutamente essere sostenuti per essere pienamente integrati. A Costa evidentemente il tema delle piscine è importante, è centrale, ma poi ci sono anche situazioni, c'è l'ospedale, ci sono situazioni anche di viabilità molto problematica, perché insomma via Dalmazia anche qui bisogna agire per favorire la cosiddetta mobilità dolce e quindi cercare insomma di limitare anche voglio dire, situazioni di pericolo che si possono creare. C'è il tema della mobilità urbana, tutti temi che abbiamo sentito e che sentiamo. Comunque volevo anche aggiungere, o meglio continuare sulla linea
inaugurata da Laura, a proposito sì, dell'importanza di non promettere cose o progetti faraonici, diciamo così, e di lavorare invece per, voglio dire, le aree di intervento sono tante, su ognuna si può avanzare. Noi abbiamo, ripeto, un programma che tocca questi temi, però evidentemente si tratta anche di un programma di lungo periodo. Nel mentre però si deve iniziare in molteplici direzioni, e nei primi giorni, se mi si permette, quello che bisogna fare è innanzitutto parlare con la squadra della pubblica amministrazione, perché è fondamentale ricreare, insomma, un rapporto di fiducia tra le istituzioni politiche e i lavoratori e le lavoratrici comunali. È fondamentale capire anche da loro quali sono i problemi nel loro lavoro quotidiano, perché abbiamo un avanzo di amministrazione molto elevato, il che purtroppo non è un bene, perché è sintomo del fatto che il Comune non riesce a sostenere i progetti che ha in mente e i lavori che vanno portati avanti. Abbiamo, voglio dire, questa giunta all'inizio dei 5 anni ha portato le imposte comunali sugli immobili al massimo, e ovviamente tenere i soldi in cassa diventa un doppio aggravio per chi ha dovuto sborsare, e quindi è anche una questione di responsabilità nei confronti di tutti i cittadini e cittadine che pagano le imposte, quello di poi essere capaci di restituire in servizi quello che viene chiesto dallo Stato. Abbiamo ancora 5 minuti di tempo, ci arriva un'altra domanda da casa. Che intendete fare della caserma Gotti e poi del complesso ex Maffil? Posso brevemente. Allora, sulla caserma Gotti l'idea è quella di utilizzare quello spazio per portare avanti il progetto del Parco del Meschio. Questo è uno degli aspetti fondamentali, insomma, ed è quindi un progetto anche qui sicuramente di medio-lungo termine, ma che vogliamo. Quindi dare corso a quello che è il finanziamento PNRR, che è già stato avviato. Esatto. L'ex Mafil è un'eredità, diciamo così, molto antica, ovviamente un'operazione che possiamo dire, insomma, senza termini smentiti, sbagliata, e in realtà quello che va fatto è anche un censimento di tutte queste aree per capire le potenzialità ed eventualmente anche le possibilità di alienazione di queste strutture, però il problema della Mafil, ripeto, è un problema un po', diciamo così, silente, annoso, responsabilità, ricordiamo, della giunta, se non ricordo male, Scottà all'epoca, un acquisto molto oneroso, e è difficile recuperare, diciamo così, in maniera, o portare progetti concreti allo stato attuale su un'area che è fatiscente a tutti gli effetti. Quindi sicuramente è uno dei tanti, tra virgolette, insomma, faldoni su cui si dovrà intervenire, speriamo, insomma, l'amministrazione a guida Mirella Bagliana, se così decideranno gli elettori, però ripeto, è un immobile su cui bisognerà evidentemente lavorare. Abbiamo detto prima, avete già svolto vari incontri itineranti nei quartieri della città, ma ce ne sono anche dei prossimi in programma. Possiamo anticiparli? Domani, per esempio, la Valle dei Fiori, quindi presso l'azienda Belenda, ci sarà un incontro aperto a tutta la cittadinanza, quindi delle frazioni di Formeniga, Carpesica, Cozzuolo, alle 20:45. Mi pare di sì. Sì, 20:45. Ok. E poi accennavate ad un incontro sul tema delle piscine, se non ho capito male. C'è un invito a tutti i candidati sindaco, un aperitivo alle piscine, e appunto venerdì prossimo. Questo, sì, esatto. Abbiamo un incontro al Circoletto di Longhere la prossima settimana. Quindi proseguono, insomma, no, itineranti. Prosegue assolutamente. Abbiamo un incontro sulla rigenerazione urbana con la presenza di una consigliera regionale. Abbiamo in lavoro, grazie al lavoro di Irene Cutifani in particolare,
un evento sulla donna e sulle problematiche sia familiari che di salute. Sì. Quindi abbiamo insomma un po' di cose in cantiere. Sì, se non sbaglio voi avete anche una pagina Facebook e quindi lì, o Instagram, e quindi ci sono tutti gli aggiornamenti. Sì, legata proprio alla lista, esatto, lista civica. Esatto, approfitto per ringraziare, perché siamo una squadra ampia e c'è anche chi si dà da fare pur non essendo direttamente candidato. Abbiamo Michela Casagrande che sta lavorando tantissimo in termini di comunicazione, e poi Alessandra Pizzin che in realtà è candidata con Rinascita, che sta facendo un lavoro enorme di, diciamo così, di connessione a livello di organizzazione di tutti gli eventi della coalizione, quindi teniamo a ringraziare anche chi lavora molto dietro le quinte, insomma. Ultimo minuto di tempo, perché l'8 e il 9 giugno votare per la lista Mirella Bagliana sindaco? Perché è l'alternativa, perché è la scelta giusta per la città di Vittorio Veneto, perché noi ci crediamo e sentiamo davvero tanta voglia nei cittadini e nelle cittadine di Vittorio Veneto di avere un nuovo movimento, un nuovo. Grazie a Laura Ceccarini e ad Enrico Padoan, qui stasera in rappresentanza di tutta la lista Mirella Bagliana sindaco. Grazie. Grazie a voi. Grazie, ecco, a casa. Prima di lasciarvi un attimo con una pausa, vi anticipo che martedì 21 maggio alle ore 21 ci sarà il primo confronto fra i 4 candidati sindaco, organizzato dalla Tenda TV e da Oggi Treviso, in diretta alle ore 21. Ora quindi una breve pausa per rientrare in studio con un'altra lista. A tra poco.
Rieccoci in studio con La città che vorrei. Prosegue dunque questa sera il viaggio alla scoperta delle liste che sostengono i vari candidati sindaco. E ora diamo spazio alla lista Giovanni Braido Sindaco, una delle 5 che compongono la coalizione a sostegno del candidato sindaco, appunto Giovanni Braido. A presentare la lista questa sera negli studi della Tenda TV abbiamo Giovanni Braido, il candidato sindaco. Buonasera a tutti. Buonasera. E Alberto Pagotto, candidato della lista Giovanni Braido Buonasera Sindaco. a tutti. Siamo sempre in diretta, sono le 21:30 e per la lista Giovanni Braido Sindaco 24 minuti di tempo per conoscerla. E sempre c'è possibilità per voi da casa di porre delle domande al numero che vedete in sovraimpressione. Partiamo subito. Chiedo a lei, Alberto, perché il sostegno a Giovanni Braido? Il sostegno principalmente viene perché intanto precisiamo che Giovanni Braido dopo 15 anni ha deciso di rimettersi in gioco, è stata accettata la sua candidatura più che volentieri per il semplice motivo che è la persona giusta in questo momento. Quando è stato proposto il suo nome, parliamo a livello di sezione della Lega, abbiamo aspettato un attimo per avere la conferma e non appena ci hanno dato la conferma di poter appoggiare Giovanni Braido, ci siamo motivati subito. È la persona giusta nel momento giusto, con idee concrete, poche ma concrete, senza promettere cose da fantascienza che sappiamo già sono solo promesse elettorali. Una lista civica, la lista che è emanazione del candidato sindaco, quindi chiedo a lei, Braido, chi fa parte di questa lista? Immagino che lei, insomma, queste persone le abbia scelte personalmente. Sì, le ho scelte personalmente, naturalmente farei anche uno screzio a citare alcune a differenza di altre, però cito l'avvocato Concas come capolista, poi abbiamo l'atleta Spinadin, Laura Spinadin, che è stata una grande atleta italiana di nuoto, abbiamo l'avvocato Marco Iacono, insomma persone, poi Alberto Pagotto, abbiamo altre, la Nicoletta Tavian, insomma varie persone che sono persone concrete come me e che quindi sicuramente mi sosterranno in questo percorso che spero possa essere lungo e fattivo. Ecco, alcune di queste persone le ha prese anche da Casa Lega, lo stesso Pagotto, se non sbaglio, è un leghista. Certamente, anche perché ho voluto, oltre che persone pragmatiche, persone diciamo di area che potessero darmi eventualmente in consiglio comunale quella sicurezza e quella possibilità di potermi muovere senza purtroppo spesso succede in Italia avere cadute consigliari come spesso accade. Entriamo nel merito del programma della lista Giovanni Braido Sindaco. Alberto, immagino che come tutte le liste della coalizione, sono 5, anche voi avete portato il vostro contributo al programma elettorale. Una priorità per la vostra lista? Per noi la priorità è sicurezza e arredo urbano, quello mi sembra che sia normale, per il semplice motivo che la sicurezza, perché sappiamo tutti, in primis noi leghisti, è un tema molto sentito, Vittorio Veneto purtroppo con queste baby gang la situazione non dico sta degradando, però stanno cominciando a diventare fastidiose. E poi l'arredo urbano, Vittorio Veneto è una città bellissima che ha bisogno solo di essere visitata, però per renderla, che i turisti vengano a visitarci, diciamo così, bisogna essere in ordine, basta che vediamo purtroppo negli ultimi 5 anni cosa è successo con Vittorio Veneto. Abbiamo le rotonde che sono in condizioni pietose, intanto per rimanere un po' leggeri, sono state rifatte le strisce pedonali, le strisce bianche sopra l'asfalto che è rotto, insomma negli ultimi 5 anni veramente pensavo anch'io che chi di dovere facesse qualcosa in più, invece purtroppo è stata una delusione. E Braido, altre priorità che ha voluto condividere con la sua squadra di civica? Beh, oltre all'ordine pubblico che metto in primo piano insieme all'arredo urbano, l'ho detto, la creazione di quel polo sportivo con la ristrutturazione delle piscine, più che ristrutturazione con la, diciamo, rifacimento della piscina,
la sistemazione del palazzetto dello sport, che insieme alla pista ciclabile fanno un ottimo polo turistico, perché in questo caso, nel momento in cui riusciamo a mettere anche a norma e avere delle piscine degne di nome, si possono fare delle manifestazioni a livello non solo regionale ma anche nazionale. Noi abbiamo tantissime capacità, abbiamo tantissime possibilità, senza, diciamo così, fare fantasie strane. Dobbiamo lavorare su quello che noi abbiamo, anche sul tema di città come unità, città Vittorio Veneto, unità nazionale. Lì è una cosa che a me dispiace, che non si sia riusciti, specialmente nell'anno del centenario, non si sia riuscito a creare un indotto, un percorso che potesse mettere al centro la città di Vittorio Veneto come città della vittoria. Arriva una prima domanda da casa, riguarda il tema della viabilità, non so chi dei due adesso voglia rispondere. Comunque dice questo telespettatore: nei centri storici da una parte Ceneda dalla piazza e il collegamento difficoltoso con il centro, dall'altra Serravalle con l'ipotesi di isola pedonale. Quali idee? Rispondo io. Per quello che riguarda Serravalle, anche qui ci sono sempre le fantasie, bisogna cambiare qualcosa per far vedere di cambiare, di fare qualcosa di nuovo. L'isola pedonale di Serravalle si può fare, ma bisogna anche, come sempre, verificare la situazione, cioè non è che tu puoi fare un'isola pedonale così e chiudere la possibilità alle attività commerciali di lavorare, alle manifestazioni di crescere. Prima bisogna creare un indotto e poi si possono fare le chiusure, eventualmente delle prove di chiusura, e io sarei ben felice di poterle fare, perché vuol dire che c'è anche turismo, c'è movimento, c'è indotto, ci sono soldi. Per quello che riguarda Ceneda, le strade sono quelle, attenzione, non è che anche qui possiamo inventarci qualcosa. Le strade sono strette, peraltro alcuni tratti sono a doppio senso, molto pericolose, e pertanto bisogna anche riflettere sul fatto che se tu modifichi un tratto, essendo il senso unico ovviamente un'unica operazione, devi stravolgere tutto il senso unico, quindi anche quello bisogna valutarlo. Ceneda sicuramente, anche per quello che riguarda, se noi parliamo con i cenedesi, da cittadino, no, da candidato sindaco, ti dicono che la piazza non vuole che ti attocchi perché non sanno dove parcheggiare le macchine. Allora, mettiamo le macchine nell'area rossi, se possiamo metterle, e quindi nel momento in cui troviamo uno spazio adeguato per mettere le macchine, possiamo pensare a sistemare in un certo modo, sentendo anche i cenedesi, la piazza e mettere a posto la fontana insieme a quella degli Arditi a Salsa, che non ci vuole tanto. Chiedo a lei, Pagotto, il tema del sociale. Lei viene anche da 5 anni di consigliere comunale, dove, se non sbaglio, insomma, ha collaborato con l'assessore al sociale per determinate tematiche. Come lo declina la lista civica Braido Sindaco, questo tema del sociale? Principalmente quando si parla di sociale si parla di tante cose, come ci ho detto 5 anni fa quando sono stato qua la prima volta. Ci sono tante tematiche da trattare sia a livello di giovani anche degli anziani, che c'è un bellissimo progetto che il nostro sindaco, candidato sindaco, potrà sicuramente parlarne meglio di me. E intanto cerchiamo di capire quando andremo, se avremo la fortuna, l'onore di andare a amministrare la città, di capire fino a che punto sono arrivati i vari progetti dei livelli sociali, continuare con quelli, perché quelli che ci sono bisogna continuarli, e poi faremo il punto della situazione. Ecco, accennava ad un progetto, qual è? La nostra idea è quella famosa del co-housing. Se noi, prima, come sempre, prima di lanciare idee, come si dice, a destra e a sinistra, bisogna sapere, vedere, conoscere quello che si ha. Nel nostro territorio, a Vittorio Veneto, abbiamo almeno 2/3 di persone che sono sopra i 50 anni. E proprio rapportandomi anche con amici, colleghi anche di lista, ahimè ci troviamo ad avere 60 anni e avere i genitori che ne hanno 90.
Parlando con una assistente sociale in casa di ricovero, mi hanno detto che all'interno di questa casa di ricovero c'erano i genitori che avevano 105 anni e i figli che ne avevano 85-90. Quindi questo è un tema molto importante, molto sensibile, che deve andare di pari passo con la natalità o comunque con, il riuscire a portare da noi in città nuova linfa, diciamo, i giovani. Però appunto c'è questo progetto, il co-housing, nel quale vogliamo creare non delle case di ricovero, non dei posti isolati, ma delle strutture dove l'anziano, che comunque è capace di intendere, di muoversi e quant'altro, possa convivere, un ostello della gioventù, un ostello dell'anzianità, chiamiamolo, possa convivere e possa comunque riuscire, perché poi ricordiamoci, lo sappiamo tutti e lo abbiamo provati tutti, la solitudine è una brutta bestia, insieme alla depressione, e purtroppo questo è un mondo che corre troppo velocemente anche per me, e forse sarebbe meglio e tempo di rallentare un pochettino. Arriva un'altra domanda da casa che faccio a Pagotto, anche nella sua veste di consigliere comunale. Di sabato la notizia della richiesta di un consiglio comunale straordinario relativo al bando della Vittorio Veneto Servizi. Ci sarà, chiede il telespettatore, questo consiglio, e qual è il vostro pensiero riguardo al rinnovo della carica? Non so se ci sarà, io mi auguro proprio di sì, anche per un discorso puramente proprio di democrazia, per convocare questo Consiglio Comunale. Il discorso è semplice: dopo 3 anni di amministrazione per la Vittorio Veneto Servizi è scaduto la presidenza, diciamo, dopo 3 anni è scaduto il 6 aprile. E il 6 maggio è stato aperto il bando, diciamo, ok, per raccogliere le proposte, ok, sì, le persone che si vogliono mettere in gioco. E però fino al tempo del 24 maggio, però l'amministrazione attuale ha deciso di dare lo stesso l'incarico a chi è già il presidente bis, sapendo che in Consiglio Comunale non avrebbe avuto la maggioranza. Allora, posso capire tante cose, però io mi ricordo che l'ultima nomina è stata fatta al presidente bis, di cui ho speso anch'io delle parole. Sì, in senso positivo, è passato per il Consiglio Comunale, dunque come logica dovrebbe passare il Consiglio Comunale, ma non avendo la maggioranza hanno già anticipato la sua nomina, dunque poi in base a questo i cittadini valuteranno anche loro. Sì, non hanno la maggioranza, diciamo, magari per chi non segue il Consiglio Comunale, sì, perché la Lega da qualche consiglio non vota più con l'amministrazione uscente, ma sì, passata, diciamo, sì, ufficiosamente all'opposizione. No, e più anche che altro noi siamo rimasti in maggioranza, che è un po' diverso, cioè la Lega siamo noi, sono loro che hanno preso le distanze dalla Lega, perché non avendo più il candidato sindaco, avendolo come Gianluca Posocco, che non è quello ufficiale della Lega, perché quello ufficiale della Lega è solo Giovanni Braido, okay? Loro hanno preso le distanze. Presumibilmente erano convinti di poter lo stesso attingere ai nostri voti in Consiglio Comunale, però non hanno fatto i conti con noi, che fino alla fine comunque siamo rimasti fedeli, né bene né male. Non si può dare sempre scontato tutto, perché dal giorno dopo sappiamo benissimo che un'amministrazione, se non ha la maggioranza sul bilancio, può andare a casa tranquillamente e essere commissariata. Torniamo alla lista Giovanni Braido sindaco. Il candidato sindaco, immagino anche esponenti della lista, sabato scorso avete organizzato un incontro pubblico a Nove. Sì. Cosa è emerso da quella comunità? Perché immagino, insomma, il confronto sia arrivato con i cittadini che certo. lì nella valle risiedono. Beh, innanzitutto, come sempre, quando io mi pongo ai cittadini, mi pongo da cittadino ai cittadini e faccio le mie valutazioni, che solitamente, diciamo, non distano tanto dalla realtà. Lì ovviamente c'è un problema decennale dovuto all'autostrada e quindi all'isolamento della io dico Valle Appisina in senso ampio, e quindi questo è già una sofferenza. Tuttavia
quello che io ritengo sia opportuno fare è assolutamente una collaborazione tra pubblico e privato, nel senso che ci sono delle vallate bellissime e credo che il Comune potrebbe, ad esempio, queste sono cose tangibili, ad esempio evitare di applicare determinate tasse a chi ristruttura nuove abitazioni in modo tale da permettere di riaprire queste abitazioni. Poi ho notato, mentre venivo in macchina, era sabato, io per carità amo lo sport, amo anche la velocità, ma devo dire che ho visto veramente moto che correvano a una velocità pazzesca. E questo sinceramente è un problema che secondo me bisognerebbe controllare non solo con la polizia municipale ma anche in accordo con le altre autorità, perché effettivamente e sono successi anche parecchi incidenti, quindi non parlo di cose astratte. Quindi un controllo sicuramente della pubblica sicurezza e come dire, un accordo pubblico e privato per quello che riguarda le iniziative di carattere strutturale, quindi edifici, magari se qualche privato riuscisse ad aprire qualche bed and breakfast senza andare in Toscana, noi possiamo tranquillamente, come dire, lottare a pari numeri con queste persone, con questi chissà, soggetti. una volta la Val Appisina era scandita da numerosi alberghi e oggi contenitori vuoti, chissà che sia il futuro. E sempre in Val Appisina, visto che abbiamo qui il candidato sindaco, nei giorni scorsi i residenti della valle hanno sollevato anche la questione della frana del Fadalto che periodicamente, diciamo, si muove con materiale che finisce sulla statale tra Nove e Fadalto Basso. C'è questo progetto di ANAS di realizzare delle gallerie paramassi e i cittadini di Fadalto nei giorni scorsi hanno chiesto al futuro sindaco un impegno politico con ANAS affinché quest'opera venga realizzata. Lei a questi cittadini del Fadalto cosa si sente dire? Tenuto conto che quella è l'unica strada pubblica di accesso. Sì, anche qui c'è sempre un problema di viabilità, siamo sempre stretti per quanto, insomma, sicuramente noi non possiamo che essere d'accordo con l'ANAS, se poi ci finanziano meglio ancora, nel senso che come sempre quando noi parliamo di progetti, perché sento spesso e volentieri parlare di progetti di qua, progetti di là, ma se ci sono progetti finanziati e progetti che hanno un inizio, ben vengano e sicuramente da parte mia ci sarà come dire, la strada aperta per appoggiare questo rapporto ANAS comune. Sì. A Pagotto rivolgo la domanda che arriva da Lorenzo. L'area Carnielli, qual è il vostro punto di vista? L'area Carnielli secondo me si poteva fare molto di più, su quello non ci sono dubbi. Bisogna saper dialogare con i proprietari, con i proprietari degli immobili. Sicuramente si può trovare una soluzione. Non riesco a capire perché non si sia trovata una soluzione, forse posso capire qual è, forse non c'era la volontà di trovarla, però sicuramente con Giovanni Braido una soluzione la troveremo. Cosa intende fare lei se è eletto? Per me non è concepibile che un soggetto acquisti un immobile e lo lasci lì, perché per fare un progetto se tu vuoi farlo lo fai in 3 mesi, se tu vuoi bonificare lo fai in 3 mesi, sono passati non so quanti anni e è tutto immobile. Fossi stato io il sindaco, l'ho già detto, avrei fatto una diffida e avrei convocato il proprietario, gli avrei chiesto tempi certi, se non ci sono tempi certi ti faccio causa, perché tu non puoi a questo punto, come ho già detto, ubi comoda, ibi incomoda, hai comprato, dove ci sono i piaceri ci sono anche i dispiaceri, sapeva che comprava una zona inquinata, quindi i problemi adesso sono suoi e li deve mettere a posto. Sicuramente il giorno dopo, no, ma una settimana dopo gli arriva una diffida, quindi è avvisato. Ci sono in programma a Pagotto degli incontri pubblici della vostra lista, anche una presentazione pubblica di tutta la lista? Diciamo che il prossimo incontro che dovremmo avere con la popolazione lo facciamo con il quartiere di San Pietro è una data ancora che dobbiamo ancora decidere come date,
Poi faremo anche sicuramente una presentazione della lista, però le posso assicurare che per il momento abbiamo solo date da confermare. Ci sono già i posti, però le date sono da confermare, dunque nel giro di una settimana si saprà benissimo dove siamo. Sì. Ecco, mi arriva proprio in diretta, visto che citava Santi Pietro Paolo, dice un telespettatore, non si parla mai proprio del quartiere di Santi Pietro e Paolo, un quartiere dimenticato. No. Lei forse è anche del quartiere, se non sbaglio. Io abito nel quartiere di Santi Pietro e Paolo, è un quartiere che sicuramente merita un impegno maggiore, su quello non ci sono dubbi. Il supporto che io potevo portare a livello di amministrazione, le osservazioni le ho portate tutte, a partire anche dalla rotonda dell'emisfero, che è un degrado anche da ripristinare il manto stradale. È stata recuperata la scuola elementare Emilio Zanette portando la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate. C'è ancora tanto da fare. Io comunque le osservazioni le ho sempre portate e poi sapete benissimo sono un consigliere comunale, non sono un assessore che prende le decisioni. E un'altra sollecitazione sempre su Santi Pietro e Paolo, la piazza davanti alla chiesa va sistemata, se ne parla da almeno 8 anni, sì. Ma nessuno fa niente. Sì, là c'è uno scambio di proprietà, che praticamente in una parte della proprietà dove la chiesa è del comune, dall'altra parte cioè le proprietà sono contrarie, diciamo. E esiste già un progetto, ancora all'epoca dell'amministrazione Tonon. Io quel progetto l'avevo riportato di nuovo all'attenzione dell'assessore di riferimento, però sono passati 5 anni, tu puoi combattere finché vuoi, però come ho già detto il consigliere comunale fa il possibile perché è il punto di riferimento tra i cittadini e l'amministrazione, su quello non ci sono dubbi. E poi più di tanto non è che può influire. Con Giovanni Braido riprenderemo per mano il progetto della piazza e vedremo cosa sarà fattibile. Il vice sindaco, che è anche l'assessore al bilancio uscente, ha detto di lasciare una città meno indebitata e quindi il prossimo sindaco avrà la strada spianata, non essendoci neanche più le somme dei derivati da restituire. Lei su questo si sente rassicurato? Io se non vedo non credo, quindi per quello che mi riguarda ovviamente non ho motivo di credere che il vice sindaco possa mentire non tanto a me, alla popolazione. Sicuramente se dice che lascerà il comune meno indebitato avrà anche le sue ragioni, sicuramente lo lascia più degradato, questo è certo, perché da destra a sinistra io rimango stupito a volte che dopo 5 anni guardi, per venire qui ho fatto il senso unico, la strada via Rizzera, credo che l'abbiamo fatta, non dico tutti e tre, ma forse tutti e tre, e mi sembra di andare sulla barca di Orietta Berti. Se un assessore e un sindaco in 5 anni non se ne sono accorti, potrei dubitare anche su quello che dice sul bilancio, ma insomma. E a proposito di decoro, altra sollecitazione da Anna, telespettatrice, dice: il cimitero di Ceneda ha avuto un incidente con abbattimento del muro di cinta. Possibile che non si possa sistemare in tempi brevi? Si può. Basta che un sindaco degno di tal nome vada agli uffici tecnici e gli dica che se non sistemano quella cosa, delle due una, o se ne va via il sindaco o se ne va via il responsabile dell'ufficio tecnico. Avviamoci ora verso la conclusione, sono le 21:54, ultimi 2 minuti, la parola al candidato della lista Giovanni Braido sindaco Alberto Pagotto, e le chiedo perché l'8 e il 9 giugno votare per la lista Giovanni Braido sindaco. L'8-9 giugno votate la lista di Giovanni Braido perché se ho deciso io di rimettermi in gioco, perché vi assicuro che fino a 3 mesi fa non l'avrei fatto. Finalmente è stata ufficializzata la candidatura di Giovanni Braido e ho deciso di dargli fiducia. Dunque se la do io, che pensate in 5 anni ho cercato di dare il mio contributo il più possibile, anche voi cercate di dare fiducia a Giovanni Braido perché è l'uomo giusto nel momento giusto.
Grazie a Giovanni Braido, candidato sindaco della coalizione che ha nella sua lista ovviamente la civica Giovanni Braido Sindaco, qui rappresentata da Alberto Pagotto. Grazie per aver accettato il nostro invito e vi anticipo i prossimi appuntamenti con La città che vorrei. Torniamo giovedì 16 maggio, sempre alle ore 21. Avremo 3 liste, la lista Toni Darè alle ore 21 con in studio Gianluca Posocco, il candidato sindaco, e Gian Antonio Darè. Alle 21:45 progetto Vittorio Futura, lista della candidata sindaca Mirella Bagliana, con ospiti in studio Giulio De Antoni e Adriano Botteon, e chiuderemo alle 22:15 con la Lega Liga Veneta, con in studio Giancarlo Scottà ed Eleonora Riva. Inoltre proseguiremo la prossima settimana, non vi diamo appuntamento lunedì sera, ma martedì 21 alle ore 21 con la diretta del confronto fra i 4 candidati sindaco organizzato da Oggi Treviso e dalla Tenda TV. E continueremo poi il giovedì successivo, quindi ringrazio per chi ha collaborato come sempre per questa puntata e vi do appuntamento a giovedì sera alle ore 21. Buona continuazione di serata.